Si sono appena concluse le consultazioni con il capo dello Stato Sergio Mattarella. L'ultimo raggruppamento politico, ma quello più importante, è stato quello del centrodestra, formato dalla coalizione di Forza Italia, Lega, Salvini, Meloni per rappresentare Fratelli d'Italia e Lupi per Noi Moderati. Giorgia Meloni ha affermato la necessità che ha avuto nel colloquio con il presidente Mattarella di dare immediatamente, in tempi brevissimi, un nuovo governo e rispondere alle urgenze del momento. Noi siamo pronti, ha dichiarato la Meloni, a governare. La delegazione composta dai capigruppo e dai presidenti di tutte le forze politiche della coalizione di centrodestra ha incontrato il presidente Mattarella, ha convenuto con il presidente Mattarella sulla necessità di dare a questa nazione un nuovo governo nel minore tempo possibile, perché le urgenze che abbiamo di fronte sono moltissime a livello nazionale, a livello internazionale. Tutta la coalizione che si è non a caso presentata insieme questa mattina alle consultazioni ha dato una indicazione unanime come rappresentanza della maggioranza parlamentare, proponendo al Presidente della Repubblica l'indicazione della sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo. Noi attendiamo ovviamente ora le determinazioni del Presidente della Repubblica, che ringraziamo per il suo magistero in un momento così particolare della storia della nazione, e ovviamente già da ora annunciamo che siamo pronti perché vogliamo procedere nel minore tempo possibile. Grazie a tutti.